E ha riaperto questa mattina la spiaggia di Lerici in Liguria, posti limitati, riservati e doppi turni, solo 2 i bagnanti. L'inviata è Felicita Pistilli. Postazione numero 1, la vostra è una presenza anche un po' simbolica, di buon augurio? Sì, assolutamente. Siamo arrivati questa mattina intorno alle 8 dopo aver telefonato al numero per la prenotazione. Sono loro a inaugurare la riapertura della spiaggia libera a Lerici, ma il conteggio degli accessi per tutta la mattinata resta fermo a 2. Il tempo incerto e soprattutto ancora qualche dubbio sulle nuove regole. La giornata passa così, con gli steward che danno soprattutto informazioni. Posti limitati e riservati, i doppi turni o la mattina o il pomeriggio per permettere a più persone possibili di prendere il sole. Le spiagge sono piccole, il numero chiuso è inevitabile. Abbiamo riservato una quota in tutte le spiagge del comune a favore degli alberghi. Le prove generali dell'estate per ora si fanno per lo più con i residenti, anche sul lungomare, dove la passeggiata prevede il doppio senso di marcia e la cartellonistica lo spiega in dialetto che così si combatte il virus. Intanto i vigilanti presidiano la scogliera, massimo 80 persone alla volta su questo tratto. Qui si entra, carta d'identità alla mano. Questi scogli qua fino laggiù sono riservati ai residenti del comune di Lerici. L'attesa è per la riapertura dei confini negli alberghi dove fino a qualche settimana fa il telefono squillava solo per le cancellazioni. Si incomincia a ragionare sul futuro. Valentina ha appena preso una prenotazione per il 10 giugno, un gruppo dal Veneto. Molti hanno spostato il periodo a settembre, però è già un sollievo riuscire a sentire la voce dei turisti che non vedono l'ora di ritornare al mare.